tu mi dici che praticamente, senza che ti faccio vedere, cioè la macchina era qua? Sì, la macchina era qua e la bambina l'ha appoggiato sul cofano della macchina e il bambino è caduto Si è battuto la testa. e ha battuto la testa. Racconta così lo zio di Balil Cortesi come si è consumata la tragedia su questa strada di Mazzolada, frazione a sud di Portogruaro, dove il piccolo di 1 anno e mezzo è morto ieri sera. Il fatto è accaduto alle 5:30. Qualche minuto prima era venuto mio fratello dal centro, probabilmente era andato a fare la spesa e ha lasciato la macchina davanti al cancello di casa che stava scaricando. Una caduta rovinosa, testimoniata da queste macchie di sangue. Poi il bimbo che non risponde e la folle corsa all'ospedale. Il fratello minore di me è corso in ospedale e l'ha portato. Ovviamente non è morto sul colpo. Quando però il bimbo arriva al pronto soccorso non c'è già più nulla da fare. Una disgrazia quindi che però secondo i carabinieri si sarebbe consumata in tutt'altra versione, rafforzata dalla prima analisi sul corpicino fatta dal medico legale. Le lesioni gravissime al capo, si parla di sfacelo cranico, sarebbero più compatibili con un investimento e il bambino ha finito con la testa sotto ad una ruota. La procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta anche con l'ipotesi di omicidio colposo. Per giovedì prossimo sarà svolta l'autopsia, mentre i carabinieri hanno acquisito la registrazione della telefonata giunta al 118, seguita dalla folle corsa verso l'ospedale. Mio fratello aveva chiamato anche l'ambulanza, e ovviamente l'hanno aspettato l'ambulanza non è arrivato e ha visto che non arrivavano i soccorsi, ha preso la macchina e è andato lui. In quel frattempo lì l'ambulanza c'era già lì al pronto soccorso, non si è mossa neanche.